8 sabato, un gran bisbiglio. Le donne dell'Oria, accordate con quelle di Besega, le ha desfa la municipalità. Un grande passo di storia veneta questo. Un grande passo che continua ad essere sconosciuto, perché questo è un altro passaggio determinante. Purtroppo la nostra storia continua ad essere nascosta, falsificata, mistificata. L'8 luglio 1809 viene ricordato come il giorno dell'insorgenza veneta. Assume il carattere di una vera e propria rivoluzione contro il conquistatore Napoleone. Le donne in particolare ebbero un ruolo primario nel cacciare a Bessica e Loria i reggenti francesi dal territorio. E per tutto il seguitare del 1809, esattamente 200 anni fa, si parla di guerra di liberazione contro l'invasore straniero e i collaborazionisti locali, i giacobini veneti. Le nuove imposizioni esasperano i contadini, così a Fonte il 4 luglio decidono di mettersi insieme e di macinare frumento senza pagare nuovo balzello. E il diario scrive: gran sollevazione nei comuni, si sente a Sciopetar. Una rivoluzione contro l'oppressore napoleonico che, partendo dalla Vandea, tocca il Tirolo, incendia la Spagna e fa insorgere anche i territori italiani come la Repubblica della Serenissima, che dall'800, circa anno della sua fondazione, aveva basato la propria storia millenaria su ideali di libertà e indipendenza. Pagine di storia dimenticate o mai passate sui libri di storia di quella che di lì a pochi decenni divenne poi l'Italia monarchica e sabaudia. Storie tratte da diari di veneti che per secoli sono rimasti rinchiusi, segregati negli archivi e nelle biblioteche.